Il bilancio è che non siamo in finale e sicuramente questo ci dispiace. Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati un po' presuntuosi all'inizio perché abbiamo avuto 4-5 palle gol, se chiudevamo la partita forse all'inizio era meglio, non l'abbiamo fatto questo e alla fine ci hanno punito, abbiamo preso 2 gol per colpa nostra, quindi di che cosa vogliamo parlare? Cioè, nel senso, sono stati bravi loro nei 60 minuti d'andata e 60 minuti di ritorno, il risultato premia loro perché è giusto che sia così, sono stati più bravi di noi, quindi è giusto. No, l'abbiamo studiata, l'abbiamo giocata e onestamente abbiamo giocato bene, siamo andati noi più di una volta al tiro, abbiamo avuto 2-3 palle gol all'inizio, dopo aver fatto i 2 gol potevamo comunque fare il terzo e anche il quarto, nel senso abbiamo avuto più di una palla gol. Poi invece per una distrazione abbiamo preso il 2-1, purtroppo stasera avevamo parecchia gente che stava male, Ugolini con la febbre, un po' tutti, insomma, ieri sera purtroppo sembra una stupidaggine, abbiamo mangiato e non siamo stati bene, cioè nel senso questa notte 4-5 persone dei nostri sono state poco bene, però alla fine in campo ci siamo difesi e ribadisco, loro sulle 2 partite sono stati diciamo, superiori nel risultato, perché poi alla fine se andiamo a vedere le azioni, i gol e tutto quanto, poteva finire anche al contrario. Adesso avranno questa finale e sono stati bravi e vediamo come andrà a finire col Cotton, io lo andrò a vedere perché è giusto che sia così.